Una croce di fuoco è apparsa in questi giorni nei cieli della Siberia. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno di cui credo abbiate avuto notizia anche voi in questi giorni. Si tratta di una croce di fuoco che è apparsa alla vigilia dell'Epifania ortodossa, il 18 gennaio di quest'anno del 2022. Ricordiamo che l'Epifania ortodossa, viene festeggiata il 19 gennaio. Ebbene, il 18 gennaio, del 2022, proprio nei cieli della Siberia, è apparsa una croce, di fuoco, esattamente quella che, vedete nelle immagini. Questa, apparizione in qualche modo, ci ha richiamato alla mente, i passi del Vangelo, in particolare Luca, che riporta le parole di Gesù, il quale ha detto: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che sta per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate e sconvolte. Analogamente Matteo riporta altre parole di Gesù su questo argomento: sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Perché questa croce di fuoco apparsa nei cieli della Siberia dà molto da pensare, perché, quella è una zona che in questi giorni è a rischio di guerra. In particolare sappiamo che la Siberia, confina con l'Ucraina e, come sappiamo, i rapporti tra la Russia e l'Ucraina, non sono dei migliori, perché l'Ucraina vuole mantenere e conservare la propria indipendenza, invece la Russia vuole, praticamente inglobarla, no, farla ricadere sotto il proprio potere. Quindi c'è una tensione alle stelle in questi giorni, in quella, zona del mondo, tant'è vero che pare che insomma anche gli Stati Uniti e l'ONU, e la NATO insomma stiano inviando, degli aiuti militari in quella zona a sostegno dei diritti, del nazionalismo ucraino, e, quindi si teme lo scoppio, di una terza guerra mondiale. Quindi perché, comunque si fronteggiano quelle che sono le 2 superpotenze del mondo, che sono gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ora, è chiaro che, la Madonna, già, da tanto tempo, aveva previsto non solo questa guerra, ma un po', tutte le guerre che si sono succedute nel corso dei secoli. Aveva previsto la guerra nei Balcani e, ci aveva dato tutta una serie di messaggi per, cercare insomma di insegnarci quello che è il modo per poter scongiurare una guerra. In particolare, a Medjugorje, nel messaggio del 25 aprile del 1992, aveva detto: "Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Solo con la preghiera e il digiuno si può fermare la guerra. Perciò, cari figlioli miei, pregate e testimoniate con la vostra vita che siete miei, che mi appartenete, perché Satana in questi giorni torbidi vuole sedurre quante più anime possibile. Perciò vi invito a decidervi per Dio e Lui vi proteggerà e vi mostrerà cosa dovete fare e per quale via andare. Invito tutti coloro che mi hanno detto sì a rinnovare la consacrazione a mio figlio Gesù, al suo cuore e a me,
così che possiamo prendervi ancor più ardentemente come strumenti di pace in questo mondo senza pace. Meggiugori è per tutti voi un invito a pregare e anche a vivere giorni di grazia che Dio vi dà. Perciò, cari figli, accettate l'invito alla preghiera con serietà. Io sono con voi e la vostra sofferenza è la mia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Allora, la Madonna praticamente in questo messaggio ci sta dicendo che per fermare le guerre, tutte le guerre, anche le guerre che sono nelle nostre famiglie, anche le guerre che sono in noi stessi, è necessario fare due cose: pregare, digiunare, chiaramente anche partecipare alla Santa Messa, ricevere i sacramenti, è chiaro, fare adorazione eucaristica. Ora, per quanto riguarda il digiuno che chiede la Madonna chiede il digiuno il mercoledì e il venerdì. Però per quanto riguarda questo digiuno bisogna fare delle precisazioni, perché la Madonna vuole che ehm, questo digiuno chiaramente lo facciano soltanto le persone che stanno bene in salute, e soprattutto vuole che sia un digiuno che duri dalla mezzanotte di quel determinato giorno fino alla mezzanotte del giorno successivo. In quest'arco di 24 ore la Madonna desidera che ci si nutra soltanto di pane e di acqua. Ora è chiaro che chiaramente, insomma, ognuno fa secondo le proprie possibilità. La Madonna ha ribadito che chi ha problemi di salute, problemi di anemia o robe simili non deve assolutamente privarsi del cibo in questi giorni, quindi deve evitare di farlo. Però il digiuno a cui ella ci chiama, che chiama tutti, anche quelli che non possono privarsi del cibo, è la rinuncia a qualcosa che ci piace, in modo da offrire questo sacrificio a Gesù. Perché la rinuncia a fare in quei giorni qualcosa che ci piace, oltre chi vuole, chi può privarsi anche del cibo, andare avanti per 24 ore solo a pane e acqua, la rinuncia ci fortifica, perché rinunciare vuol dire di no a Satana, per cui con la rinuncia Satana perde forza e noi acquistiamo forza. Lo ricordiamo che lo stesso Gesù, ecco, quindi stiamo parlando di Gesù, si badi bene, nei 40 giorni e 40 notti che trascorse nel deserto, Gesù digiunò. E perché lui, Gesù, che era il figlio di Dio e quindi ha tutte le virtù e le qualità in sommo grado, quindi è sommamente forte, lui che è il figlio di Dio, che è la forza incarnata, ha avuto bisogno di digiunare perché Gesù sapeva che il digiuno lo avrebbe reso ancora più forte contro il maligno, contro le terribili tentazioni a cui lo ha sottoposto il maligno in quei 3 giorni. E una di queste tentazioni, insomma, è stata dì a queste pietre comanda a queste pietre che diventino pane, quindi per poterti sfamare. Quindi lo stesso Gesù, che era Gesù, ha praticato il digiuno per 40 giorni e per 40 notti. E quindi anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, chiaramente nei giorni come il venerdì santo, il mercoledì delle ceneri e tutti i mercoledì e il venerdì. Però chi non se la sente si ribadisce che può rinunciare a un qualcosa che gli piace. Questi sono veramente dei momenti molto molto delicati, in cui Satana sta cercando il più possibile di distruggere il mondo attraverso le epidemie, attraverso la guerra, attraverso le divisioni e attraverso i media. Satana
ormai si può dire che stia trionfando ovunque, perché se noi accendiamo la televisione o ascoltiamo la radio o stiamo sui social, eccetera, eccetera, vedremo che purtroppo sono molti i programmi, i post, indecorosi, quindi che offendono la morale, offendono l'etica e che, i invitano a traviare, quindi cercano di sviare l'anima dal retto cammino, di attirare l'anima verso i vizi e verso comportamenti e atteggiamenti che non sono graditi a Dio. Quindi il digiuno a cui siamo chiamati è soprattutto un digiuno dei programmi televisivi, almeno il mercoledì e il venerdì, perché, in televisione è sempre ci sono sempre meno i programmi che uno può vedere senza che ci siano cose che offendano il Signore. La televisione è diventata un concentrato di programmi immorali e non solo la televisione, ma tutti i media. Il digiuno è di fondamentale importanza. La Madonna attribuisce al digiuno un potere talmente forte da dire che il digiuno addirittura può sospendere, può vincere le leggi della natura. Questi sono momenti in cui non possiamo più rimandare la nostra conversione, perché la comparsa di queste croci in cielo, nei cieli di Meggiugori, è un fenomeno che avviene molto frequentemente, la comparsa di croci in cielo, ma il fatto che questa croce adesso, una croce infuocata, quindi anche simbolo dello Spirito Santo, che appare nei cieli della Siberia, in una zona al confine con un'altra che in questi giorni è a rischio di terza guerra mondiale, è un fenomeno che in molti veggenti da ogni parte del mondo hanno collegato con l'avvertimento, perché hanno detto che nei momenti, nei giorni, in un periodo immediatamente precedente all'avvertimento, nel cielo compariranno delle croci, che potranno essere delle croci rosso fuoco o delle croci bianche, insomma croci di vari elementi e di varie dimensioni. Quindi siamo sicuramente vicini all'avvertimento. Non sappiamo perché i veggenti di Gabarandal, come anche quelli di Meggiugori, che hanno parlato di 3 avvertimenti, i primi 3 segreti di Meggiugori sono 3 avvertimenti all'umanità, invece i veggenti di Garabandal hanno parlato di un avvertimento. Non ne conosciamo le date, però in base a delle supposizioni che sono state fatte, una data possibile per l'avvertimento potrebbe essere il 13 aprile di quest'anno, che è un mercoledì santo, e la data del grande miracolo, a 1 anno di distanza dall'avvertimento, comunque entro 12 mesi dall'avvertimento, potrebbe essere il 13 aprile del 2023, come pure potrebbe anche essere che il grande avvertimento possa avvenire anche un mercoledì che di 13 aprile del 2027 e il grande miracolo un giovedì santo 13 aprile del 2028. Quindi anche se l'avvertimento fosse, sia che questo avvertimento sia o quest'anno o nel 2027, comunque tutto ciò che sta succedendo è un invito alla conversione prima che sia troppo tardi. Non dobbiamo farci trovare impreparati e lo ricordiamo insomma che in caso di scoppio di una terza guerra mondiale in Italia ci sono le basi NATO, la nostra penisola è cosparsa di basi NATO da cui decollano gli aerei dell'ONU, gli aerei soprattutto americani, no? E quindi è chiaro che un attacco sferrato in Ucraina da una dalle nostre basi NATO che sono nella nostra penisola comporterebbe un bombardamento della nostra penisola come controffensiva
un bombardamento della nostra penisola da parte, è chiaro, dei caccia, degli aerei da guerra russi. Quindi la situazione è pericolosa, la situazione è critica. Invito tutti al digiuno dalla televisione, alla rinuncia a tutto ciò che inquina la nostra anima, a tutto ciò che ci allontana da Dio. Vi invito al Santo Rosario, alla preghiera. Invito anche chi non ha tempo di pregare di accendere un computer o lasciare il proprio cellulare acceso in una stanza per mezz'ora, sintonizzandosi su un qualunque canale che trasmetta, e su YouTube ce ne sono tanti, il Santo Rosario con la voce di Padre Pio, perché dove si sente la voce di Padre Pio, il demonio scompare. Ascoltate ogni giorno anche la santa benedizione di Padre Pio, dite tantissimi rosari, fate anche la preghiera di moltiplicazione dei rosari. Cercate di pregare il più possibile, di confessarvi il più possibile, di non farvi trovare impreparati da quello che sta per accadere, e saranno cose molto 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 difficili da sopportare, anche se la Madonna ha detto: cari figli, ricordatevi che coloro che pregano, coloro che credono in me e che si mettono sotto la protezione del mio mantello, non devono avere paura del futuro. Quindi chi prega non deve avere paura del futuro. Ehm, e inoltre chi digiuna, ha aggiunto la Santa Vergine, non deve aver paura del male. E inoltre è importante anche la consacrazione ai Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, attraverso la comunione il primo mercoledì del mese, in onore del Cuore Castissimo e Virginale di San Giuseppe, il primo venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù, e il primo sabato del mese in onore del Cuore Immacolato e Addolorato di Maria. Ricordo che la comunione è fatta chiaramente anche la domenica, ogni domenica bisogna andare a messa. La comunione fatta in questi giorni che vi ho appena indicato fa in modo che l'anima si consacri in automatico ai tre Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. Poi ci sono delle formule reperibili, di preghiere reperibili anche in rete, di consacrazione ai Sacri Cuori, a tre Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, che ciascuno può recitare nel proprio privato, nell'intimità della preghiera. E questa consacrazione ai tre Sacri Cuori sarà fondamentale per avere la loro protezione. E chi vuole, che ci sono anche in questo periodo molti corsi online, alcuni di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, alcuni di consacrazione al Sacro Cuore di Maria, tenuti insomma da varie chiese, vari parroci un po' sparsi in tutta Italia. E quindi basta solo cercare corso online consacrazione o Sacro Cuore di Gesù o Sacro Cuore di Maria, mentre per quanto riguarda il Cuore Castissimo e Virginale di San Giuseppe è necessario fare il sacromanto, quindi le preghiere del sacromanto per 30 giorni, il ricordo dei 30 giorni che San Giuseppe ha trascorso a fianco di Gesù come padre putativo e come educatore del Figlio di Dio. E poi c'è la coroncina dei 7 dolori, delle 7 gioie in onore del Cuore Castissimo e Virginale San Giuseppe, da recitare tutti i giorni per completare questa consacrazione a San Giuseppe, che richiederebbe anche l'imposizione di uno scapolare, però visti i tempi almeno uno già inizia a fare qualcosa in onore di San Giuseppe, che è un santo veramente potentissimo. E per quanto riguarda anche i Sacri Cuori di Gesù e Maria, ci sono delle preghiere di consacrazione, anche delle preghiere da dire, il rosario per esempio da recitare almeno
ogni primo sabato del mese, andrebbe recitato tutti i giorni, ma soprattutto in quel giorno. E poi, anche per il primo venerdì del mese, per ogni venerdì ci sono ogni primo venerdì del mese ci sono delle preghiere da dire. L'importante è comunque prendere la comunione nei giorni che vi ho indicati. Chi può vada anche a messa tutti i giorni, chi può, perché veramente questi sono tempi in cui è necessario avvicinarsi ai sacramenti. Chi non potesse per ragioni di salute, si faccia portare la comunione a casa oppure reciti la preghiera per la comunione spirituale. Non lasciamoci trovare impreparati, perché i tempi sono difficili e si faranno ogni giorno più aspri e più difficili, quindi cerchiamo di vegliare per non cadere in tentazione e per essere degni di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Vi ringrazio tanto, vi benedico con tutto il cuore e ci vediamo a presto per un nuovo video. Salve carissimi, grazie veramente di tutto.